Cazzo. Hey gringo! Vinicio ti aspetta nel saloon di Radio Padania Libera tutte le domeniche sera e in replica il mercoledì sera. Country Club con Vinicio. Ades me canegat tutti nos curtei in metto sul piatto ma Dio Satan litiga perché per quel che vusi ti vuser più se riessi minga vultai cart me fetti basta des me fermi chi veno de mi te me farebbe naide ti veni füste venu dat motiv de nappe di no dat che ti se ti avenda e smette vultai cart come te vorrei, come te vorrei. E allora siamo partiti un po' così, insomma, perché la sigla, poi insomma Simone Girardini ha detto forse una parolaccia, magari i nostri radioascoltatori l'hanno sentita, ma io dalle cuffie non avevo ritorno e quindi ho detto che cavolo. Una parolaccia? No, deve essere un muscolo comunque, mi hanno detto, del corpo umano dalla parte maschile. È un muscolo o un osso? Riproduttivo, un osso. Anche muscolo, irrorato di sangue, diciamo un po' di anatomia. È difficile che sia un muscolo. Comunque, buongiorno e ben ritrovati con una mela al giorno. Io sono Simone Girardini, al mio fianco, per mia e per vostra fortuna, c'è sempre Luciano Bresciano. Ciao, vi saluta tutti, vi saluta tutti. Un po' d'assenza l'abbiamo fatta, ma per dargli spazi alla politica. Voi mi raccomando, ragazzi. Ci siamo, si vota. I sono degli irresponsabili. Ok? In questo momento sarebbero responsabili. Magari lo vedete, magari no. Comunque al fianco del già assessore regionale alla sanità della regione Lombardia c'è anche Jarno Manenti, che è un amico e un collega, e oggi è venuto a trovarci, ci farà compagnia. Non lo facciamo parlare però, perché lui di sanità capisce poco o niente come me, quindi già ci sono io che capisco poco. Sei sicuro? E quindi ci teniamo stretti il nostro cardiochirurgo. Mettiamolo alla prova, dai, dopo. Senti Luciano, veramente, come si dice in questi casi, c'è tanta carne al fuoco. La prima davvero? è... Sì, davvero? Partiamo come sempre dalla nostra di regione Lombardia, non ce le vogliono i veneti, i piemontesi, no, parlavo di Roma, e della loro comunque ottima sanità. Che più che arrosto c'è fumo, però vediamo. Senti, non abbiamo ancora visto il piatto cucinato dal cuoco, è vero o no? È vero o no? Non abbiamo visto il pacco. Non abbiamo visto il pacco sicuramente lo vedremo, ma il piatto che non faremo fatica a vedere. Forse, senti, ci sono tanti temi. Intanto do il numero per intervenire con noi in diretta, che è lo 0266203529, ve lo ripeto, 0266203529. Ti dicevo, si sta discutendo in Regione Lombardia della nuova riforma del sistema sanitario regionale. La Lega ha chiesto all'interno di questa riforma anche di aprire per prestazioni ambulatoriali e radiologiche nelle ore serali nel fine settimana gli ospedali per ridurre le liste d'attesa. C'è anche questa proposta, la valuteremo insieme a te, naturalmente ai nostri radioascoltatori. Ci sono altre notizie, che è quella dell'uscita, insomma, dell'assessore alla partita, che è Mario Mantovani di Forza Italia. Va in Europa? Non lo so, non sono curioso. Sono più attento a seguire magari i candidati della Lega. Insomma, però Mario Mantovani, l'assessore regionale alla sanità, ha parlato di realizzare la sua idea di fare 10-12 grandi strutture ospedaliere che mettano, insomma, le ali, che facciano tanta ricerca di grande livello, un po' di queste cose qui. Poi parliamo di altri temi un po' più delicati. Prendiamo la prima telefonata. Buongiorno. Sono io? Eccoci, certo, prego. Ah, ma che fortunata che sono, buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno dottor Luciani, io avevo bisogno proprio di lei. Bene. Luciani, no, è Luciano Bresciani. Luciano. Scusi. No, ma lei vuole chiamarmi Luciano, dai, su. Lucianino, dai, brava. Ascolti, dica. Volevo chiedere, io ho 66 anni. Sì. Che bella età, la metà di... Grazie. Di Gesù. E sto benissimo.
Allora, siccome è da un po' di anni che prendo la pastiglia della pressione, sì, e non l'ho mai pagata la ricetta, mai. Adesso invece per darmi la pastiglia, quella che ho preso da tanti anni, sì, mi tocca, o se no mi devo prendere il sostituto. Sì, perché c'è il farmaco. Ma lei che dice che è uguale il sostituto? Ah, certo, lei dice, signora, allora, per non pagarlo gli danno quello. Lo diciamo una volta per tutte, ma l'abbiamo già detto diverse volte. Quelli che sono i sostituti, che si chiamano farmaci generici, sono quelli che sono uguali al prodotto che prima, che si chiama di marca, brand di marca, che era soggetto al brevetto. Quando è scaduto il brevetto, le ditte che fanno i farmaci, quelle che vogliono, possono praticamente riprodurre la stessa formula, perché la formula è dichiarata. Yes. Non è che poi fanno solo il farmaco e basta, il farmaco lo fanno e va applicato ovviamente in via sperimentale, secondo le fasi sperimentali, in modo da garantire che quel farmaco dia gli stessi effetti di quello originario, diciamo, di quello che noi chiamiamo brand, ma di marca, e non dia nessun effetto collaterale. Quindi praticamente sì, dovrebbe dare gli stessi effetti. Però c'è anche un altro aspetto che io ho sentito dai pazienti: questo funziona meno di quell'altro. Bisogna anche ricordarsi che ci sono alcuni effetti della mente umana che predispongono a poter eventualmente valutare in modo negativo il risultato del cosiddetto generico, ma scientificamente non è accettabile di dire che è diverso, ed è per questo che la regione, ma lo Stato fondamentalmente, dice: quando c'è il generico che costa meno e fa gli stessi effetti, si compra il generico. Questo è di base il discorso. Però ricordate, stessa qualità, minor costo o no? Stessa qualità a minor costo, perché non c'è più il costo della ricerca, perché il farmaco è stato ricercato, è stata pagata la ricerca, è stato venduto come un farmaco di marca, no? Capito? E superato il periodo ovviamente concesso per la tutela del brevetto, perché è brevettato, il farmaco dovrebbe essere in quella posizione che noi diciamo di break even, cioè i costi sono stati equiparati dai ricavi, e di conseguenza da questo momento in poi il farmaco non costa più così tanto, certo, perché non c'è più bisogno di fare la ricerca su questo farmaco, hai capito? Costa un po' di più di quello che potrebbe costare, perché bisogna fare tutta la sperimentazione che garantisca, ed è indispensabile, che quel farmaco abbia gli stessi effetti e non dia effetti secondari spiacevoli o collaterali. Tra l'altro, quindi sì signora, dovrebbe essere la stessa cosa. Se invece lei vuole quello di marca, è chiaro che lo Stato le dice: paghi signora la differenza. Sì, grazie signora comunque per la sua riflessione, insomma, che è utile anche per altri, perché è una delle domande più ricorrenti. Interessante e intelligente, perché noi stiamo parlando di un farmaco che sostituisce l'altro, e sai, anche la gente è affezionata alle sue cose, è difficile farla cambiare, certo. Però qui ci sono tutte le garanzie scientifiche approvate anche dall'Associazione Italiana del Farmaco, che è quella che ovviamente tutela la bontà del farmaco. Grazie Luciano, grazie Luciani. Grazie Luciani, e prendiamo la seconda telefonata. Luciani, adesso sono Prego, buongiorno. Va bene che valgo per 3, ma non si deve scherziamo un po', fare il plurale, no? Prego, buongiorno. O no? Da dove ci chiama? Buongiorno, chiamo dalla provincia di Belluno. Oh, fantastico, bello. Bellissimo. Ci saluti le Tofane? No, le Tofane? Sì. Io prima abitavo proprio sotto quelle montagne là. Che bello. Ecco. E adesso? E adesso abito verso la pianura, diciamo, di Belluno. Ho capito. Prego. A lei. Dunque, per cortesia, io sono una persona che fa uso di farmaci per cautelarmi dalla pressione. Sì. Dovendo prendere dei farmaci assieme, cioè in contemporanea, sì. Io chiaramente desidero sempre quelli che mi hanno prescritto in ospedale dopo tutta una serie di analisi. Certo. Anche se devo pagare, siccome è un cocktail che prendo praticamente certo. tutti i giorni, io prediligo quelli. È sbagliato o no? No, è giusto. E se gliel'hanno prescritti in ospedale. Però sappia che ci sono dei farmaci che sono cosiddetti generici, che sostituiscono
quelli che dovrebbero essere di marca, no? Ha capito? Che hanno le stesse funzioni. Sono curioso di sapere quali ci sono tutti disponibili. Ce lo può dire? Ma che cocktail prende? Non sono tutti disponibili. Io prendo del Tenormin. Sì? Prende la marca, hai capito? Sì, io prendo la marca perché dovendo prendere 3 pastiglie diverse. Sì. Tutte e 3 per la pressione. Quanto spendi al mese? Sì. Comprando la marca, diciamo, invece del generico, quando è disponibile, perché mica tutti i brevetti sono scaduti. Dica. Io spendo circa sui 15-20 euro al mese. Beh, direi che insomma per permettersi il lusso di avere la stessa prescrizione ospedaliera, diciamo che va bene, però guardi che non ci sarebbero differenze se lei sostituisse con i generici. Io adesso non posso insistere moltissimo perché c'è il discorso della competizione industriale e io potrei commettere un errore nell'orientarla verso una scelta anziché l'altra, però la scienza dice che il generico ha gli stessi effetti del farmaco di marca. Chiamiamolo così. Anche se mescolati? Sì, anche se mescolati, perché il problema è quello, capisci, mio, che lui è preoccupato, dice: ma come faccio a mettere uno di marca un generico se mi succede qualcosa? Io le posso dire questo, io non ho fatto la sperimentazione. L'Associazione Italiana del Farmaco dice che un generico è messo nel commercio a sostituire l'altro, con la capacità di sostituirlo nelle funzioni, ha le stesse funzioni di quell'altro ancora, capisce? Io non so dirle però delle interazioni che ci possono essere fra i farmaci che ancora io non conosco perché non li ho sentiti, questo va bene, perché le interazioni sono studiate e sono scritte chiaramente, se si prendono insieme, sono scritte in quelle che noi chiamiamo il bugiardino, che è quel foglietto illustrativo che racconta tutte le complicanze, è obbligato ovviamente a raccontarle dall'autorità del farmaco. Io credo che lei debba prendere le medicine come le hanno detto in ospedale, e là si sa che se le hanno detto di prendere insieme non ci sono interazioni perché ci sono i farmaci prescritti da loro. Ha capito? Me ne hanno provate diverse, capisce? Certo, facendo ha equilibrata la cura, certo. Senta, io le posso dire che non so se per un effetto, diciamo, placebo invertito, che alcuni pazienti sono così affezionati a quel farmaco di marca che quando prendono il generico mi dicono non fa gli stessi effetti. Io però scientificamente non lo posso sostenere perché chi fa la sperimentazione garantisce che è identica l'azione del farmaco. Ma lei sta bene? Sì, lo sto benissimo. Questa è una cosa importante, vuol dire che ha trovato un buon punto di equilibrio. Sì, ma lui dice posso spendere 15, posso risparmiare in questi tempi. Sì, la gente si chiede anche questo, posso risparmiare questi 15 euro o li butto via? Scientificamente li può risparmiare. La prossima volta provo, siccome non mi faccio condizionare normalmente da... Bene, mi sembra ragionevole. Mi sembra ragionevole. Quindi una prova si può fare, male che vada... male che vada si torna indietro una volta. No? Non va così bene e quindi si torna indietro. Lei si verifichi la pressione, verifichi il peso, certo. Ha capito? Perché ci sono due cose importanti da tenere presente. Il peso e la pressione. Perché il peso potrebbe dire che c'è un po' più di acqua. Lei prende diuretico? Sì, anche. Certo. Allora, il peso può dire che c'è un po' più di acqua. E la pressione può dire che invece il farmaco non protegge abbastanza o protegge troppo. Quindi bisogna trovare questi equilibri, però lo faccia. Sì, comunque il misuratore di pressione bene. Ultima generazione. Scusi, faccio io una domanda al cardiochirurgo Bresciani, ma la pressione corretta, quella giusta, per una persona diciamo di 55 anni o di 60 anni che è andata in pensione, un po' sedentaria, qual è la pressione giusta? Valori ottimali. La pressione giusta non deve superare 95 mm di mercurio, ma è meglio che sia 80. E la pressione giusta non deve superare i 145, è meglio che sia 140. Quindi l'ideale è 80-140. A 80 anni vuol dire che ne fai altri 80. Un altro bel po'. Alla faccia del Berlusconi. Perché tu sai, l'Highlander immortale. Aspetta che sta parlando. Dica. Io a 67 anni faccio 85, 110, 115. Va bene, se lei facesse un po' di bicicletta magari la fa.
oppure invece della bicicletta perché cade magari dopo l'anca, non so, un po' di corsette, però io preferirei la bicicletta. Grazie, speriamo di averle dato tutte le risposte di cui aveva bisogno. Tra l'altro ricordo che proprio il 17 maggio ricorre la giornata mondiale per l'ipertensione, che è la prima causa di morte al mondo. Certo. Prendiamo un'altra telefonata, visto che abbiamo preso 2 telefonate prima proprio sulla pressione arteriosa, l'ipertensione. Prego, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora. Sì, io parlo da Mogliano. Bene, Mogliano Veneto, eh? Sì. Sì. Bel posto. Buongiorno dottore. Buongiorno signora. Volevo chiedere, cambiare dal vostro momento di parlare. Mi sono confusa adesso. No, prego, non si preoccupi, abbiamo ancora mezz'ora di tempo per stare con lei tutto il tempo che vuole. E non costa niente, guardi che non costa niente, tranne la telefonata. Evadendo la pressione, io avrei la livedo reticolari da sempre, me l'hanno diagnosticata da poco tempo, qualche anno qua. Sì. E avevo tanti dolori, le mani con le giunture rosse, dolenti tanto, ce l'ho ancora, però un po' meno. Un po' meglio. E mi hanno prescritto il Vessel. Sì. E si paga. Pago le 30 euro ogni 15 giorni, insomma, quello non c'è nessun sostitutivo. Il farmaco come si chiama? Vessel Sulodexide. Sì, certo. Signora, dice, non c'è nessun generico. Provi a verificare con il suo medico se è così, o se no con il farmacista, che è obbligato a dirglielo se c'è un generico che lo sostituisce. Sappia che il farmacista è obbligato a dirlo, il medico. Volevo chiedere. È meglio il farmacista che lo chieda, perché lui ha l'obbligazione di dire: signora, vuole questo o vuole il generico? Sì. Se non le dice questo vuol dire che non c'è generico, però lei le faccia la domandina. Va bene, la ringrazio. Ma prego signora. Perché lo dovrò prendere per tutta la vita e ho 400 euro io non essendo specialista di questa sua patologia, però io vedo e leggo che c'è il generico, signora. Equivalenti. Allora, gli equivalenti si chiamano, farmaci equivalenti. Che hanno un minor prezzo e, come diceva già Bresciani, hanno anche la stessa qualità. Allora c'è lo chieda. Lei va in farmacia e dice: io voglio l'equivalente. Anche perché sono 60 euro al mese. Lo prova, signora. Se fa la stessa cosa, scientificamente dovrebbe fare la stessa cosa. Ha capito? Il farmaco è equivalente, questo. È equivalente, è diverso da generico, però insomma è garantito che dovrebbe essere la stessa cosa. Grazie signora. Allora adesso facciamo una brevissima pausa musicale, apriamo altre 2 telefonate e poi ci ascoltiamo questa canzoncina che ti dedicherò. O dedicherò a noi che siamo ritornati con una mail al giorno. Prego, buongiorno. Buongiorno. Senta, sono militante di Genova della Lega. Bene. Tempi duri a Genova, tempi duri? Tempi duri, ma durissimi. Ormai abbiamo le ossa quasi che sta scracchiolando. Però, no, ma fate i muscoli invece di fare le ossa, dai. Prego, che abbiamo un'altra telefonata, così prendiamo tutto. Volevo dirle, sente? Certo. Sì, benissimo. Volevo dire che qui è quasi 2 ore che non si sente più Radio Padania. Come mai? Quasi 2 ore. È un attentato comunista. Lo chiediamo ai tecnici. A Genova città, in che zona si trova esattamente? Zona città, diciamo in altura, tipo Castelletto, quei posti lì. Ok. Adesso lo segnaliamo subito, guardi, anzi il tecnico è già lì pronto col computer, sta controllando tutto, antenne. Allora voi parlate, chiedete della regia e poi dopo la regia farà tutte le verifiche tecniche. Prendiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Prendiamo la seconda telefonata. Pronto? Eccoci, buongiorno. Sì. Eccoci. Prego. Pronto? Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Sono Maurizio da Booster City. Niente, volevo solo dire alla signora che aveva chiamato prima che il Vestel purtroppo è uno dei farmaci di cui non esiste ancora il generico e fra le altre cose in fascia C, e per questo che lo paga così salato. Esiste l'equivalente però, l'abbiamo visto in internet. Verifichi. Vedendo adesso al tuo momento sul mio programma non me lo dà ancora. No, l'equivalente non me lo dà ancora, perlomeno
probabilmente esiste ma non è ancora commercializzato. Ecco, quindi qui vedi, questo qui, è un collega. Adesso qui cadiamo. Vedi, ha la sensibilità. Ti ringrazio, collega, perché io non essendo specialista, sai, non è che No, ma infatti, ma con tutti i farmaci che ci sono in giro, penso che anche lo specialista è sui problemi. Sì, no, però il concetto è questo: dato che ci dicono che esiste l'equivalente e se non è ancora commercializzato, andiamo a chiederci come mai AIFA ci mette così tanto a commercializzare i farmaci, mentre in Germania ci si mette 5 volte meno. Come tempi? Come tempi. Lo chiediamo all'AIFA. Dovremmo chiederlo all'AIFA, come mai ci mette così tanto per certi farmaci. Però grazie per questa. Le pare, collega? Le pare? Esatto. Le pare? Esatto. Sì, perché la Germania... La Germania in confronto dell'AIFA va 5 volte più. Svizzera, caspita, la Ratiofarm, che io li uso molto come generici, la Ratiofarm, per non fare nomi. Guardate che non sono messi... Sono avanti proprio anni luce rispetto a noi. Guarda che non sono messi bene quelli che vendono i farmaci in Italia, perché abbiamo delle regioni che pagano a 1030 giorni le fatture. Sì. Per fortuna la Lombardia, dopo che sono arrivato, siamo riusciti a portarli a 60 giorni, una maggior parte, e tutti a 90. Altrimenti non prendono il premio di produzione. Sì. Guarda, io sto aspettando ancora, sono uno di quelli che rientrava nell'ultimo anno della specialità, sto aspettando, effettivamente abbiamo fatto la class action per avere il riconoscimento della specialità. Sì. Sono 20 anni che sono dietro. Dovevamo discutere la causa il mese scorso, mi hanno detto che l'ho rimandata al 2017, per cui ormai ci ho fatto una croce. Fanno tutti i comodi propri queste autorità. Bisognerebbe capire se non abbiamo la forza noi cittadini di esprimere i nostri diritti anche in ambito giuridico, perché questi fanno tutto quello che vogliono loro. No, ma ormai non si può neanche più esprimere, perché dal numero chiuso, tutte quelle portate che ci sono sotto i numeri chiusi. Queste robe qui. Programmato lo chiamano loro. Programmato per Roma. Programmato per le raccomandazioni dei figli dei primari, dei figli dei politici e dei figli dei figli. Con i test di hai visto che anche io ho tirato fuori il muscolo? Che sono impossibili, cioè non è possibile. No, certo. Non è possibile. Guarda, grazie. Questo è un paese che le regole le fanno solo per noi, hai capito? Per loro non ci sono. Jarno, che è la prima volta che viene anche qui in radio, ti vede che sei bello carico e arrabbiato? Ma a volte è anche peggio. Non sono arrabbiato. Puoi far sentire la tua voce se vuoi. Carico, dico da cittadino italiano e anche, se mi permettete, da medico, e oltretutto di aver fatto anche l'esperienza di assessore che è stata preziosa, dico quello che penso di questo nostro povero paese. E avevo detto che stavamo rotolando 6 anni fa praticamente verso la Grecia, siamo lì, sai, alcune di queste regioni sono sotto maglio perché ci sono delle industrie che dicono io non gli do più farmaci se mi pagano a 30 giorni, capisci? E chi è che glieli dà quei farmaci? La regione Lombardia. Se non ci fosse la Lombardia saremmo già in Grecia. No, stiamo andandoci lo stesso con la regione Lombardia, con la spending review che ha piazzato. Siamo un pelino in ritardo con la nostra canzone, però ritorniamo subito, veramente 3 minuti. Questa è un concerto. Noi non possiamo essere competitivi in Europa, questa è la politica che viene sia dagli Stati Uniti che dall'asse franco-tedesco. L'Italia non può essere competitiva, noi dobbiamo incazzarci, hai capito? E dobbiamo lanciare le università ai nostri giovani a lavorare e essere competitivi con quel paese di Europa che invece è diventato, il marco è diventato un euro, gli ha cambiato solo il nome. E poi abbiamo la politica franco-tedesca che ci distrugge. È tornato Luciano, che tra l'altro voi lo vedete in streaming, in diretta, la bella cravatta col leone di San Marco, quella dei Veneti. Questo è indipendenza, un po' di indipendenza. È il leone di San Marco della regione Lombardia, quando lei faceva passare i carriaggi, i Friuli chiuse la strada verso l'Europa da parte per i Veneti, e quindi i Veneti trovarono il passaggio fino qui per entrare poi in Valtellina, no? Sulla Bergamasca, la via dei viandanti. Per non essere saccheggiati dai banditi, dettero l'appartenenza alla Repubblica Veneta anche a Bergamo. Però c'era una regola: la bandiera che tu hai il leone, sì, ma mentre quello originario della Repubblica Veneta ha la coda alta, tu tieni con la coda bassa. E di conseguenza, eccolo qua,
con la coda bassa. Con la coda bassa. Ma che bello, bravo, bravo Luciano. Adesso ascoltiamoci un po' di Bob Dylan in una versione molto irlandese però. armonica. Ti bellissima. faccio una domanda sui leoni. Posso? Ruggiscono, la so. Sì. L'accendo. E dovrebbero ruggire alla lupa romana. Certo. E invece non ruggiscono. Perché? Cosa sono attaccate alla mammella? Perché non vanno a votare. Non ruggiscono perché non vanno a votare.
Povero servo Mi suo. salvo sulla risposta perché sono 2 telefonate. Sono povero servo suo, dice. Ma chi, no, volevo sapere questo. Chi caccia? La femmina o il maschio? Il bufalo? La femmina. Sì. C'è solo un particolare periodo in cui non caccia la femmina ma caccia il maschio. Quando è gravida? Quando è gravida e i bambini. Bravo. 8+. Grazie. Ieri ho visto su National Geographic Channel, come si dice, come direbbe qualche inglese bravo, la nascita e il parto straordinario di un elefante. Vabbè, comunque, un elefantino. Con le zampe, il papà lo tirava su con la proboscide che era un po' lento. Comunque, prima 2 telefonate. Mi è venuta in mente quella dell'ape che vuole disturbare l'elefantessa. Adesso c'è la... Chiariton fa la cretina. Va. Prego, buongiorno. È in diretta, prego. Non so se sono io. Certo, è lei. È la sua voce. Prima di me. Prego, vada. Forza. Ok, niente, sono un collega, un medico di Torino. Volevo soltanto capire, non ho capito bene. Cioè, se viene prescritto il brand da un ospedaliero, il paziente è giusto che prenda il brand. No, non è così. Se viene prescritto il brand da un medico di medicina generale o, come viene chiamato ultimamente, lo specialista delle cure primarie, può prendere anche il generico. È questo che hai detto? No, non ho detto questo. Grazie, no, comunque adesso rispondiamo. Non ho detto questo. Io ho detto che per una questione fiduciaria, se questo è legato ai farmaci che gli hanno prescritto in ospedale e all'equilibrio che lui ha raggiunto in ospedale, lui possa seguire questo. Gli ho detto che il generico fa lo stesso effetto del brand. Però posso anche dirti una cosa, perché ho visto un certo spunto. Allora, noi abbiamo una grossa preoccupazione che nell'ospedale si prescrivano troppi brand per scoraggiare il consumo dei generici, perché quando l'hai prescritto in ospedale, dopo arrivi dal medico di medicina generale, il quale, se li delude, viene cambiato. E quindi oggi purtroppo il mercato, anche irrazionale sotto il profilo del contenimento dei costi, bisogna fare delle regole e dare il premio di raggiungimento per le regole. Io sono favorevole a un equilibrio ideale fra generico e brand, perché altrimenti il brand non lo fa più nessuno, non fa ricerca. E quindi i nostri giovani continuano a spalare il terreno, diciamo, e fanno gli agricoltori invece no, ma all'estero poi ci rimangono. Non ho detto questo, ho detto semplicemente, riferendomi al paziente, che ha espresso un concetto fiduciario in quell'equilibrio che gli hanno dato in ospedale, che per 15 euro al mese può mantenere l'uso sicuramente del brand. Però non ho detto questo, ho spiegato in modo chiaro che l'equivalente è diverso dal generico e che il generico è provatamente efficace come quello. Quindi secondo me deve prendere il generico, però bisogna avere gli equilibri, perché se prendono i generici le industrie non fanno più ricerca, non fanno più brand, e quindi bisogna fare politica, una politica seria e sana. Non semplicemente perché l'interesse della comunità è quello che conta, non è l'interesse di uno o dei singoli. È quando raggiunge l'interesse della comunità. Quindi bisognerebbe fare una cosa che i politici non hanno fatto, un tavolo dove si debba raggiungere il break-even degli interessi, reciprocità di interessi, in modo che l'industria farmaceutica venga pagata a 60 giorni come abbiamo fatto noi, che però produca brand a costi più bassi, come succede da noi perché paghiamo 60 giorni, e nello stesso tempo si dia la possibilità di fare ricerca, di inventare nuovi farmaci, e si dia la possibilità di vendere i generici. Con quale equilibrio? Da discutere sul tavolo fra le parti che hanno interessi opposti ma che possono esaltare la convergenza di interessi. Questa è la politica giusta da fare. Ti ringrazio della domanda che mi hai fatto, perché mi hai dato la possibilità di esprimere finalmente le politiche che in questo paese non si fanno. Minor costo e qualità del farmaco identico, se non e che qualcuno che vuole fare successo apra le orecchie e cominci a farle. Quelle dell'elefante che sono giganti? No, però ecco, chiariamo che non è che il medico in ospedale che prescrive un brand è bravo e se lo prescrive poi magari invece il medico di medicina generale è cattivo, o viceversa. No, le industrie premono sui medici ospedalieri perché scrivano i brand. Certo. Prego, buongiorno. Sì, buongiorno, io chiamo da Treviso. Oh, quanti veneti, ma dopo è per il leone che ha la cravatta a Luciano, allora. Gol Leon sulla cravatta, Gol Leon sulla cravatta.
Noi li abbiamo anche sulle case i leoni. Voi i leoni li avete anche dentro le case, vista la politica che state facendo nel Veneto, che sta diventando dominante e di grandi risultati. Complimenti. Speriamo. Comunque il mio è un ritorno alla Lega, perché siamo stati delusi un po' dal sindaco della Lega che abbiamo avuto, però adesso purtroppo non c'è più. Comunque noi di famiglia siamo ritornati a Leon, siete tornati Leon. Però mi interessava sapere questi generici, no? Sì. Allora il mio medico mi raccomanda di comprare la marca, perché i generici non hanno lo stesso principio attivo, lui dice. Dica di studiare un po' col suo medico. E di informarsi sulla sperimentazione dei generici, perché questo non è vero perché è assodato sia dall'Istituto Superiore di Sanità che dall'Agenzia del Farmaco, e lavorano insieme. Guardi che nell'ambulatorio è scritto nero su bianco e in grande. Brava. Lui preferisce i farmaci di marca. Bene. E così tutti noi siamo costretti per non deludere. No, signora, attenzione. Se lui prescrive un farmaco di marca, c'è un'altra persona in farmacia che ha l'obbligo di dirle: lo vuole di marca o vuole il generico? Ha l'obbligo. Per cui o sono d'accordo. Io non so di che medico parli, per cui non difamo nessuno. O sono d'accordo, come succede da altre parti. No? O altrimenti c'è qualcuno che si dimentica, oppure bisogna istruirle un poco, perché la scientificità sul farmaco generico è provatamente provata e di conseguenza è detto dalle autorità del farmaco italiane, che sono quelle che consentono la circolazione dei farmaci, che hanno lo stesso effetto, va bene? E questa è una cosa. Poi lei, se gli prescrivono il generico, il brand, e lei va in farmacia e dice: mi dia il generico per cortesia. Se c'è il generico, il farmacista è obbligato a darglieli. Queste sono le regole. Purtroppo ci sono le industrie che, pagandole a 1030 giorni, per stare dentro nei loro bilanci, fanno pressione per vendere i farmaci. Do un dato io. Allora bisogna fare le regole anche per loro. Una percentuale di generici da vendere e una percentuale di brand. Si è spostato verso il microfono, che quella non è laterale. Comunque ti do un dato: a fine 2013 negli Stati Uniti il consumo dei farmaci era coperto dall'80% da generici, il 20% di brand. In Italia si sono invertiti, siamo all'80% del brand e ricordati che quando io parlo di costi impropri parlo proprio di questo. Di AIFA, gli americani sono noti per avere i costi impropri, anche se ottengono queste cose, perché in America le cure costano il 16,3% del PIL, mentre in Lombardia, diciamo nel nostro paese, perché la Lombardia è al 5,1 del PIL il costo, però nel nostro paese, siccome quelli producono meno, siamo al 7,8, 7,9. Ma aggiungendoci il 20% delle assicurazioni che hanno i dirigenti, arriviamo circa all'8,2. Altre due telefonate. Però gli americani al 16,3. Buongiorno, che in diretta, prego. E gli svizzeri? Al 13,1, ragazzi. Dove ci sono le assicurazioni in diretta. Si mangia, che è un piacere. Buongiorno, prego. Pronto, volevo informazioni per quanto riguarda il medico di famiglia. Sì. Perché ho cambiato il medico, sono obbligati a venire a fare la visita al domicilio o si possono rifiutare? Chiede se si possono rifiutare di fare una visita a domicilio se richiesto dal proprio paziente. No, se il paziente richiede una visita a domicilio, se ci sono le motivazioni, che il paziente abbia delle difficoltà di movimento, di trasferimento o quanto altro, il medico è obbligato ad andare a domicilio. Altrimenti è bene che ci sia il paziente che si faccia la sua sedia nell'ambulatorio per quel tempo più breve possibile, ma non c'è l'obbligazione da parte del medico di dover andare a domicilio a visitare uno che può muoversi e andare, perché è una questione anche di tempi, cioè se uno vede 20 malati al giorno, gli altri 1000 non li vede proprio. Cioè, ci sono i tempi, se deve andare a casa di uno, a casa dell'altro, siamo nei guai. Quelli che hanno difficoltà di movimento, oppure insomma hanno delle disabilità e quant'altro, degli impedimenti a doversi muovere, oppure che abbiano un danno se si muovono, no? Certo. Prego, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Brescia. Sì, Brescia. Buongiorno. Allora, la leonessa d'Italia, un'altra leone. Bravo.
Esatto. Intanto sono molto contenta che ci sia questa trasmissione che è dedicata a questa questione dei farmaci generici. Io li uso da sempre, da molti anni, e il fatto che un medico ti dica non c'è lo stesso principio attivo, secondo me, e lo dico io, non lo dite voi, è una cosa da delinquenti, perché costringere persone a spendere dei soldi è come si dice una non verità scientifica. Detto questo, siccome mi è successo ieri, ne approfitto di voi per ricordare che Maroni ha fatto una legge per cui in Lombardia dal 31 marzo il ticket che si paga sulle ricette, che è di 2 euro ogni ricetta, la ricetta farmaceutica, se non si superano mi sembra 18.000 euro all'anno. E c'è anche un limite d'età, è vero, non si pagano più. Non si paga, siccome mi è capitato giusto ieri una persona che non lo sapeva e ha queste caratteristiche, purtroppo tante persone non lo sanno, io gli ho fatto presente, e oltre a avergli fatto presente, guardi che non dal 31 marzo basta che vada all'SL, si fa fare il certificato. Bravissima, ho aggiunto, sappia che l'ha fatto Maroni. Brava. Okay. Magari gli dice di leggere meno la Gazzetta dello Sport e un po' di più l'informazione sociale, no? Infatti. Beh, no, non certo di certi giornali, perché se l'ha fatto Maroni certi giornali non lo dicono. Appunto. La frecciatina del Luciano, bravo Luciano, contro la stampa di regime? No, dai, scherzo. Senti Luciano, ma posso sapere una cosa? Ma nel farmaco generico, contro la stampa comprata dalla politica. Ma è così difficile scrivere il principio attivo agli eccipienti? Uno lo sa, appunto, e basta. In alcuni paesi del nord Europa è obbligatorio prescrivere il principio attivo. E così è finita la musica dei generi. Ma è chiaro, ragazzi, che però per fare politica bisogna fare una politica di questo genere. Oggi tu devi trovare le industrie che sono una fortuna per il nostro paese, perché producono lavoro. Non sono un peso, sono tasse, che hanno però voglia di fare magari un business più largo, che hanno voglia di fare un business più largo. Dall'altra parte ci sono i costi impropri da contenere e di conseguenza ci si mette a un tavolo e si raggiunge l'accordo, non il braccio di ferro che sempre adesso questa politica indecente ha fatto, perché la comunità è l'industria e la comunità è il consumatore. Se non c'è uno dei due, hai capito, non sta in piedi nulla. E l'altro discorso è il sistema regolatorio che garantisca questo tipo di discorso, cioè la terza parte. Quindi noi dobbiamo metterci in testa di fare una politica, capisci, che deve essere regolata da una terza parte. E quindi la politica mi fa un po' paura, perché la politica qui se regola dove prende voti. Luciano, abbiamo l'ultimissima telefonata e poi dobbiamo chiudere le linee perché siamo in chiusura con la trasmissione, ci dovremo trovare o dare appuntamento ai nostri radioascoltatori settimana prossima. Prego. Sì, prego, ciao buongiorno. Sono Ermanna. Ciao Ermanna, come stai? Tempo che non ti sentivo. No, abbiamo lasciato, che ti risenti in radio. Abbiamo lasciato un po' tutto alla politica perché oggi si giocano molte carte, no? Comunque ti voglio dire che i medici, che conosco, ne conosco parecchi, fanno dei bellissimi viaggi, sai, con le case farmaceutiche, famiglia compresa. Ma davvero? Ma va? In base a quei farmaci prescritti pro domo loro? Ma te ne dico un'altra io. Ma anche altri facevano dei viaggetti. Te ne dico un'altra, Ermanna, che è interessante. Pare che in un paese si vada a fare un'indagine sulle macchine che hanno in uso i medici e non intestate, sono intestate in due industrie. Ma non parlo solo delle farmaceutiche, qui. Hai capito? Per cui loro cosa fanno? Quando raggiungi gli score, come fai quando vai a Piccadilly in Svizzera, no? Quando raggiungi i punti, ti arriva la macchina ma scusa, in comodato d'uso. Ed è di una... Allora siamo in chiusura, si sta vedendo. Volevo chiederti solo se quando fanno quel bellissimo giuramento, ecco, si ricordano anche di essere onesti con i... Guarda che il giuramento l'hanno fatto anche i nostri politici. L'hai fatto anche tu. Io l'ho fatto ma l'ho mantenuto però.
Noi non siamo tenuti al giuramento. Io l'ho fatto da medico. Perfetto. Io parlo del giuramento dei politici che giurano e il giorno dopo spergiurano. D'altra parte. Siamo in chiusura, grazie Ermanna, noi ci vediamo come sempre, anzi ci vediamo sì e ci sentiamo settimana prossima. Dico, d'altra parte uno ha detto, alla terza volta che canto Galla mi rinnegherai, no? Canto Galla. Fa parte il canto Galla che il Gallo canta. sì, scherzo. Salutiamo il Leon Bresciani, salutiamo anche Jarno Manenti che non ha voluto parlare, quindi la sua voce non l'ascolterete mai. E ci vediamo settimana prossima come sempre con una mela al giorno. Ciao da Simone Girardini. Poi ragazzi mi raccomando, chi non va a votare non è responsabile. Ah, pensavo chi non salta comunista. Non è responsabile della politica e non si può lamentare se la politica non va bene. E settimana prossima parleremo di due temi scottanti: l'eutanasia legalizzata e ancora del metodo Stamina. Dell'eutanasia ne parli tu, perché io faccio il medico e non faccio l'ammazzacristiani. Punto.